Signor Sindaco, lei è stato uno dei cosiddetti ribelli per quanto riguarda la provincia di Gorizia a dire no alle UTI. Adesso arriverà il commissario. La battuta nasce spontanea. Una volta si chiamavano leggi fascistissime, oggi come vengono definite? Oggi legge Panontin praticamente. Il nostro Consiglio Comunale ha respinto lo Statuto dell'UTI a larga maggioranza, per cui abbiamo comunicato che lo Statuto è stato bocciato, adesso aspettiamo la nomina del commissario a cui noi ricorreremo. Che dite no a queste UTI? Allora, sinceramente io avrei fatto lo stesso anche con una regione di colore diverso, sinceramente, perché è proprio un concetto che è inaccettabile. È una legge imposta senza tenere conto della volontà dei comuni. Ma con le UTI quanto conta il Consiglio Comunale? Anzi, il Consiglio Comunale non conta proprio niente. Cioè, praticamente lei è quello che le prende poi. Sicuramente, ma il guaio sarà che le prenderò soprattutto dai cittadini, perché si troveranno uffici aperti 2 ore a settimana, cioè si allontaneranno i servizi dalla gente e sicuramente la gente verrà a protestare da me e non dall'assessore regionale. Certo, si dice che è una regione autonoma, dunque come tale dovrebbe in teoria legiferare leggi particolari, no? Per quanto riguarda la tutela del territorio, Invece siamo diventati particolari e autonomi nel voler essere più realisti del re, più bravi degli altri, più accentratori degli altri. Senta, alla fine come andrà? Alla fine credo e spero che il TAR darà la sospensiva e quindi per la sinistra Esonzo Fogliano bloccherà l'UTI.